Da giorni i dati sul Covid nei comuni del Friuli Occidentale arrivano incompleti, restituendo un quadro della situazione insufficiente. A denunciarlo il sindaco di Valvasone Arzene, Natascia Gargano. Dal 31 ottobre le amministrazioni comunali del Friuli Occidentale non stanno più ricevendo informazioni dettagliate sui contagiati, sulle persone sottoposte a quarantena e sulle guarigioni. La denuncia sul malfunzionamento del sistema informativo Covid arriva dal primo cittadino di Valvasone Arzene, Marcus Maurmair. Il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria, in una nota ai comuni, al prefetto e al questore, ha motivato la criticità con l'incremento esponenziale dei casi positivi e delle persone in isolamento fiduciario, che hanno reso necessaria una riorganizzazione delle attività informatiche per l'estrema difficoltà a garantire un adeguato tracciamento e trasmissione dei dati. Il sistema ha quindi subito un rallentamento, causando un periodo di sospensione dell'invio degli aggiornamenti. Dal 6 novembre viene garantito un elenco quotidiano dei soli nuovi positivi, dati incompleti e insufficienti per i sindaci. Credo che sia opportuno che l'amministrazione regionale sensibilizzi in particolare l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, in particolare i vertici dell'azienda sanitaria, perché mettono in piedi un meccanismo che consenta di ripristinare con regolarità le informazioni che sono necessarie per gli amministratori locali. Il direttore del Dipartimento, Lucio Bomben, fa sapere che il sistema non senza difficoltà sta riallineando casi reali con quelli inseriti nel database e che grazie a una revisione del sistema informatico e delle procedure che assicura saranno più efficienti e veloci, assieme al prossimo ingresso di 15 nuove risorse dedicate al tracciamento, sarà possibile ripristinare l'invio completo dei dati ai sindaci entro la prossima settimana.